Siamo con il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, e da pochissimi istanti è terminata non solo la conferenza stampa di presentazione della candidatura, ma anche il collegamento appunto ministeriale, dove Chioggia ha avuto la possibilità di esprimere tutte le sue bellezze. Mauro, sindaco, credo che sia stata veramente una grandissima mattinata. È una mattinata impegnativa, chiaramente. Eravamo pronti, carichi, al punto giusto. Penso che la nostra città non abbia assolutamente sfigurato. Ecco, siamo stati anche pronti a rispondere alle domande molto precise, puntuali anche della commissione, della giuria, però abbiamo cercato di fare la nostra parte. Oggi tu hai usato parecchie volte il termine splendida città, ma credo che oltre a quelli che sono naturalmente i nostri partner naturali, l'acqua, il mare, il vento e tutte le cose che appunto conosciamo, oggi al tuo fianco c'erano anche i sindaci di Venezia, di Padova, di Adria, di Rosolina, di Cavarzere, la provincia di Padova, di Cona, quindi c'è una coesione veramente straordinaria. Esatto, hai detto bene. Noi infatti questa candidatura è stata molto sentita dalla città, ma anche dai sindaci che comunque per qualche modo in una questione geografica anche ci sono vicini, quindi hai citato bene Rosolina, Cavarzere, Cona, Adria, il sindaco della città metropolitana Luigi Brugnaro di Venezia, il sindaco di Padova. Perché qualora Chioggia diventasse capitale italiana della cultura 2024, è chiaro che noi abbiamo già iniziato a fare dei ponti verso le altre città del Veneto, perché chiaramente Chioggia capitale sì, però potenziare il patrimonio artistico e storico delle altre città del Veneto. Ho detto bene che non dimentichiamo che Chioggia è in Veneto e il Veneto ovviamente esprime tantissime potenzialità proprio dal punto di vista culturale. Mille i bellissimi concetti da trasmettere. Qualche tempo fa forse non erano così elevati i numeri, ma non solo, forse qualche tempo fa non si poteva parlare, come tu invece hai sottolineato, di fiducia e di rispetto delle regole. Esatto, infatti noi puntiamo molto chiaramente con questo dossier sui giovani, ma dobbiamo iniziare dai giovani, dal mondo della scuola. Per questo stiamo anche intrattenendo rapporti solidi con l'Università di Padova, perché dobbiamo puntare sull'istruzione dei nostri giovani, che non devono scappare dalla città di Chioggia, ma devono rimanere a Chioggia, perché devono poter trovare lavoro. Infatti si sta studiando anche un percorso di laurea che tratti il tema del turismo, della pesca, dell'agricoltura, quindi temi specifici della nostra città. Questo è il nostro potenziale che ovviamente cercheremo di esprimere qualora saremo anche capitale. Chiaramente non dovessimo diventare capitale della cultura, ovviamente faremo come amministrazione comunale la nostra parte perché quel dossier possa diventare una sorta di programma elettorale parallelo, perché la cultura non ha colore, non è né di destra né di sinistra, come la sicurezza non ha colore, come la salute, la sanità non ha colore, è un patrimonio di tutti, un bene di tutti, e quindi va valorizzato. Non è bello dire concludiamo, però è importante dire che con noi oggi c'era anche quella grande realtà, entità che è il nostro vescovo. Ovviamente la presenza del vescovo ha senza ombra di dubbio dato un'immagine importantissima di unità della nostra città, quindi i sindaci con il vescovo di Chioggia, gli imprenditori e associazioni del terzo settore. Qui veramente c'è una città intera che ambisce a diventare capitale italiana della cultura 2024. Grazie da Chioggia in diretta, grazie dalla voce di Rovigo, grazie Buongiorno Chioggia. A tutti e forza Chioggia, dovrai tornare ad essere protagonista.